Buongiorno e ben ritrovati nella nostra prima edizione anche oggi, martedì 13 settembre, per stare con voi fino alle 14:30 e tantissimi temi da toccare. Subito, come ogni martedì e come ogni lunedì, lanciamo il sondaggio che poi questa sera avrà il suo esito a Ring dalle 21:15, ve lo ricordo, poi vi dirò anche che sono gli ospiti di questa sera. Allora parliamo di caro energia. Serve un blocco ai licenziamenti? Lo chiedono i sindacati, lo chiede la CGIL un po' sul falsariga di quanto accaduto durante il periodo Covid. Se per voi sì, serve questa misura, 0422 162 6691. Se per voi invece è una misura controproducente dal punto di vista ovviamente delle imprese, ma comunque non servirà e rischia di aggiungere problemi su problemi, 0422 162 6690. Chiamata gratuita come sempre, il numero che comporrete lo troverete occupato, ma non importa perché a seconda delle opzioni che sceglierete il computer registrerà la vostra preferenza. Lo faremo vedere spesso durante la prima edizione, anche nelle nostre edizioni dei telegiornali, e poi questa sera come sempre a Ring dalle 21:15 l'esito di questo sondaggio, di questa domanda che vi giriamo per sapere cosa ne pensate. Tanti temi dicevamo, vi ricordo peraltro che oggi è martedì e quindi alle 13:30 come ogni martedì c'è l'approfondimento con l'ULSS 2, parleremo di anestesia e rianimazione, le nuove sfide di anestesia e rianimazione. Lo faremo con un ospite importante, il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Cafoncello di Treviso, con Alice Montagniera dalle 13:30 e come sempre potete intervenire in diretta con le vostre telefonate. Parleremo di politica, ci sarà il dibattito come sempre, c'è tanto da dire anche sulla politica. Ieri c'è stato anche il primo confronto Letta-Meloni pubblicato sul sito del Corriere della Sera, ne vedremo qualche stralcio, e poi c'è la cronaca. Allora, prima di tutto una notizia dell'ultima ora, un lutto che colpisce le imprese del Veneto e non solo, perché è morto a soli 60 anni per un malore improvviso nella sua azienda a Minerbe Andrea Riello. Andrea Riello, appunto nella sede della Riello Sistemi SPA, è morto proprio nella sua impresa. È stato, lo ricordiamo, tra le altre cose, presidente di Confindustria Veneto dal 2005 al 2009. Il dramma appunto si è consumato stamattina a Minerbe, nella sede della Riello Sistemi SPA, la società fondata dal padre Pilade nel 1963 e da lui oggi guidata. Insomma, un nome importante dell'imprenditoria del Veneto, ed è appunto un lutto che colpisce le imprese, e stanno arrivando anche proprio in queste ore le prime testimonianze di cordoglio da parte del mondo della politica, delle istituzioni e delle imprese per la morte di Andrea Riello. Ne parleremo ampiamente più tardi. La cronaca ci racconta anche di un'altra tragedia della strada nella Marca. Soltanto ieri vi raccontavamo nel telegiornale di Treviso di una bambina di 9 anni che era stata investita mentre attraversava la strada da un'auto ed è tuttora in gravi condizioni. Ancora una volta la Marca che si conferma la provincia più segnata dalle tragedie della strada. In questo caso appunto c'è stato un mortale, successo stamattina a Mansuè. Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada poco distante dalla sede dell'impresa edile per cui lavorava. È un operaio bosniaco di 57 anni, Idris Amidovic, la quinta vittima della strada nella Marca dall'inizio del mese. Ancora una volta un pedone investito alle 6:30 del mattino, in questo caso lungo via Porto Buffolè a Mansuè, all'altezza di un distributore di benzina. A travolgere il 57enne con il lato destro della vettura un operatore sanitario di 73 anni, straniero residente nel Pordenonese, al volante di una Renault Captur. Immediati soccorsi all'operaio sbalzato di alcuni metri, troppo gravi però i traumi riportati, è morto praticamente sul colpo. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Conegliano. Amidovic lavorava per l'impresa Cimitan di via Vizze, la moglie e i figli, attualmente in Bosnia, stanno ora raggiungendo l'Italia. Ancora la cronaca, ancora un incidente avvenuto ieri nel Padovano. I carabinieri avevano trovato l'auto, una Volvo, nell'insenatura del fiume Bacchiglione a Ponte San Nicolò.
si era schiantata dopo un volo di alcuni metri, sfondando il guardrail, ma a bordo non c'era nessuno. Meno di 24 ore dopo, l'uomo alla guida si è presentato nella caserma dei Carabinieri, dopo essersi reso conto di averla combinata grossa. È un 31enne di Anguillara Veneta. Ha raccontato di essersi spaventato dopo l'impatto e di essere fuggito a piedi con la fidanzata per la paura e lo shock dovuti all'incidente. Non sono state coinvolte altre auto e non ci sono stati feriti, così i Carabinieri non hanno proceduto con denunce penali, ma solo con alcune sanzioni amministrative legate alla fuga dall'incidente, alla guida pericolosa e alla velocità ritenuta eccessiva. Ora il comune di Ponte San Nicolò chiederà al giovane di pagare i danni causati al ponte. E adesso torniamo a parlare della sparatoria che c'è stata davanti all'ex Auchan di Mestre, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Il sindaco di Marcon è pronto a conferire un encomio alla guardia giurata che ha sventato l'assalto al portavalori. L'impegno di Luca ci rende orgogliosi, un cittadino di Marcon che ha sventato una rapina che ormai è sotto gli occhi di tutti, è stato un evento a mio parere eroico. Migliorano le condizioni di Luca Girardini, la guardia giurata 59enne della Civis residente a Marcon, che sabato mattina poco dopo le 10:30 al centro commerciale Le Porte di Mestre è stato colpito con 2 colpi di pistola all'inguine. Il terzo è andato a vuoto dal 65enne sardo che voleva rapinarlo degli incassi di alcuni negozi appena ritirati. Ferito, Girardini era riuscito a disarmare il malvivente bloccandolo dopo una violenta colluttazione e consentendone l'arresto da parte della squadra mobile. Ecco perché il sindaco di Marcon, non appena il 59enne sarà dimesso, gli consegnerà un encomio. È un esempio di serietà, di il senso del dovere, il senso di responsabilità di un lavoratore che prende a cuore quello che sta facendo. E proprio questo è il motivo per cui l'amministrazione comunale di Marcon si impegnerà a riconoscere ovviamente il suo importante impegno, ma soprattutto questo grande senso di responsabilità che ha dimostrato. Nel frattempo è rinchiuso in una cella di Santa Maria Maggiore Luigi Carta, rapinatore pluripregiudicato da tempo residente nella zona di Udine. È stato portato in carcere dopo essere stato medicato all'ospedale di Mestre. Conosciuto dalle forze dell'ordine con il soprannome di lupo solitario, a sottolineare la sua propensione ad agire senza complici, non si aspettava certo la coraggiosa reazione del vigilante, che l'ha rincorso per riprendersi le sacche con i contanti mentre lui tentava di fuggire. Mio marito ha evitato una strage, il commento della moglie Gianna Gialone. Andiamo a Venezia adesso perché è iniziato in questo momento, era previsto oggi un punto stampa del governatore Luca Zaia, sentiamo cosa sta dicendo. Grossa delibera di oggi che vale circa 700.000 euro e che identifica i primi grandi eventi da finanziare, che sono la beatificazione del Papa Luciani, che è avvenuta, c'è una serie di iniziative a corredo che noi abbiamo sostenuto a partire dal museo e da altre iniziative. I 400 anni del Teatro Stabile del Veneto, quindi in occasione dei 400 anni partiranno tutta una serie di attività, ovviamente per dare produzione artistica e fruibilità della produzione artistica ai cittadini del Veneto, il bicentenario del Canova, e quindi anche qui si dà un'attuazione su Treviso, su Bassano, anzi su Bassano e su Treviso, e quindi tutte le iniziative, fra l'altro con una mostra che voi, della quale avete sentito parlare sicuramente, Canova Genio Europeo, e poi tutta una serie di altre attività, e poi gli eventi sportivi che mi interessa sottolineare, ve ne dico alcuni, poi vi consegniamo la delibera. La prima campionato mondiale di gravel, quindi è questo nuovo sport, fra virgolette nuovo, dell'utilizzo della bicicletta gravel, e quindi avremo il primo campionato mondiale in Veneto, altre attività che si fanno, i mondiali di Cortina, la fabbrica del Rinascimento con tutto quello che concerne l'attività del Palladio, del Veronese, di Jacopo da Bassano e altri, insomma tutte le grandi mostre avrete modo di vederle in delibera. Oggi qui, prima di passare la parola al proloquio e poi essere a disposizione per le domande, c'è anche l'assessore Lanzarin. Voi vedete che il Covid, il bollettino di oggi ci dice
poco meno di 3.000 contagiati, sono 2.910 se non ricordo male. Abbiamo 22 persone in terapia intensiva, quindi una situazione assolutamente sostenibile. Direi ai limiti da non farci neanche più un bollettino, ma noi vogliamo continuare ad avere il bollettino per avere una dimensione di quello che sta accadendo nelle terapie intensive e continuare a controllare le curve nell'andamento dei contagi e dei ricoveri. 508 persone ricoverate. E vi ricordo che le due punte massime, cioè in terapie intensive che oggi sono 22, la punta massima è arrivata a 550 persone a dicembre 2020 e per i ricoveri 508 a dicembre 2020 erano 3.400. Noi eravamo già sull'orlo del collasso della sanità, quindi non smetterò mai di ringraziare i nostri operatori. Oggi la situazione Covid è una situazione assolutamente sotto controllo, cioè se facessimo il bollettino per sindromi influenzali avremmo dati probabilmente anche più complicati in stagione. Certo è che non possiamo abbassare la guardia, ho avuto modo anche di parlare con il professor Remuzzi la scorsa settimana che ho incontrato a Padova e anche lui portava ovviamente l'esperienza di un grande scienziato, di un grande studioso. Voi sapete che poi ha consolidato ancora di più il tema delle cure domiciliari e dei trattamenti da farsi in caso di infezione e ha ribadito il tema della vaccinazione, nel senso che dice che le pubblicazioni scientifiche confermano l'efficacia della vaccinazione per l'esordio della malattia grave, contro l'esordio della malattia grave. Per questo motivo adesso passo la parola all'assessore Nazzarin. Vi ricordo che in Italia la vaccinazione per la quarta dose è autorizzata per gli over 60, quindi chi ha più di 60 anni, e per gli over 12, per chi ha più di 12 anni, se fragili. Quindi vuol dire fondamentalmente rispetto all'età solo per chi ha più di 60 anni, rispetto alla condizione di salute per tutte le età sopra i 12 anni. E voi sapete che noi abbiamo già iniziato le vaccinazioni per la quarta dose, poi l'assessore vi darà anche un aggiornamento, ma c'è una novità perché da ieri abbiamo iniziato con il nuovo vaccino, quindi con il vaccino adeguato alle varianti, anche se la letteratura scientifica riconosce l'efficacia anche di quello tradizionale, il Pfizer della situazione che hanno somministrato nelle prime 3 dosi. Passo la parola all'assessore Lanzarin. Prima di parlare del Covid, torniamo un attimo in diretta, poi vedremo anche il punto sulle vaccinazioni. Torniamo in diretta per darvi conto di quanto accaduto in queste ore, in questo momento a Treviso. Allora vi faccio vedere questo video che adesso prego la regia di far vedere, eccolo qui. In questo video vediamo che c'è stato un cedimento poco fa, siamo a Treviso, un cedimento del ponte Malvasia, eccolo qui, siamo proprio in centro a Treviso, in vicolo Trevisi, è successo poco fa, nella parte sottostante del ponte a Treviso. In questo momento dunque c'è l'intervento dei vigili del fuoco, è da capire esattamente, vi faccio vedere anche altre immagini in questo momento. I vigili del fuoco stanno osservando, lo vedete, quanto è accaduto sotto il ponte, un cedimento della parte sottostante, e quindi tutta la zona in questo momento è stata di fatto interdetta. Eccolo qui, un'altra immagine che fa vedere quanto accaduto in questo momento. Sono immagini di poco fa, ecco qui un'altra immagine, quindi vi stiamo proprio monitorando in diretta la situazione che chiaramente comporterà, a parte un intervento di emergenza per limitare l'accesso nella zona, ma anche per capire cosa è successo. Vediamo un'altra immagine della situazione di questo cedimento che c'è stato sotto il ponte Malvasia a Treviso. Questo è proprio successo poco fa, questa mattina, e quindi c'è da capire cosa è esattamente successo sotto il ponte. C'è un altro video che vi faccio vedere in questo momento, vediamo, eccolo qua, i vigili del fuoco sono al lavoro per portarsi proprio nella parte sottostante del
del ponte. Siamo proprio in pieno centro a Treviso, una zona percorsa quotidianamente da molte persone. In questo momento lo vediamo, uno dei vigili del fuoco si sta piazzando nella parte sottostante per capire cosa ha ceduto e perché si è arrivati a questo cedimento in pieno centro a Treviso. Ovviamente è un evento che riporta in primo piano anche il tema delle manutenzioni all'interno del centro della città. Questo per quanto riguarda la parte della cronaca. Vi abbiamo già ricordato, anzi ve lo ricordo se non vi siete soltanto collegati in questo momento con la nostra prima edizione, la notizia con la quale abbiamo aperto la nostra prima edizione, cioè la morte a soli 60 anni di Andrea Riello. Rivediamo anche le immagini. Questa mattina l'ex presidente di Confindustria Veneto, è stato presidente dal 2005 al 2009, stroncato da un malore improvviso proprio nella sede della Riello a Minerbe. Profondo cordoglio da parte delle istituzioni e da parte del mondo imprenditoriale per la scomparsa questa mattina di Andrea Riello. A proposito di imprese, fra poco parleremo di tutto quello che concerne il caro bollette e il caro energia, ma c'è da fare i conti ancora con la questione Covid, lo diceva prima il governatore Zaia. Allora vi facciamo vedere le prime vaccinazioni che sono partite nella Marca Trevigiana, un po' in tutto il Veneto. Vi facciamo vedere quanto è successo nella Marca Trevigiana ieri, la partenza del cosiddetto vaccino bivalente ad Asolo e anche i primi casi registrati Covid nella scuola che è iniziata ieri. Vaccini bivalenti in somministrazione da oggi anche nella Marca, con i primi 195 trevigiani che si sono prenotati per il pomeriggio ad Asolo. A poterne usufruire è chi deve ricevere ancora la prima o la seconda dose booster. Copre il virus originario più Omicron, che è la variante che sta girando di più. Vale la pena di farlo per i soggetti a rischio e soprattutto per gli over 80. Devo dire che la campagna vaccinale over 80 e col booster, col vaccino precedente, non ha avuto un grande risultato. Siamo intorno al 29-30%. Noi ci auguriamo, soprattutto per gli over 80, che adesso questi aderiscano in modo tale da proteggersi, perché i pochi casi che oggi abbiamo in ospedale, che sono 40 ricoveri, guarda caso sono tutte over 70, tutte persone che sono sopra i 70 anni, che non hanno fatto il booster, che non hanno fatto quindi la quarta dose. L'invito a vaccinarsi è più in generale rivolto agli over 60, ospiti delle RSA, fragili dai 12 anni in poi, operatori sanitari e donne in gravidanza. Il consiglio è: iscrivetevi, c'è la possibilità sulla piattaforma regionale, ma accettiamo anche coloro che arrivano direttamente senza iscriversi, perché i nostri operatori, che ringrazio, sono ovviamente già informati che devono accettare anche coloro che non si sono iscritti. L'inverno è alle porte e la ritrovata socialità nelle aule scolastiche rischia di far circolare maggiormente il virus. Su questo fronte la popolazione scolastica conta già 11 positivi, 2 dei quali alle superiori, riscontrati proprio oggi, gli altri relativi a infanzia e medie. L'ULSS si riserva almeno una settimana per decidere se dare il via a un eventuale ampliamento d'orario dei punti tampone. Io credo che oltre il 50% della popolazione, magari con un piccolo raffreddore, sia stata, come dire, toccata da Omicron. Mi auguro che quindi non ci sia una grande diffusione di positività tra i ragazzi. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. È stata una mazzata per l'amministrazione, perché ci siamo ritrovati un importo di 53.000 euro a fronte di una bolletta dell'anno scorso in pari mese di 5.900 euro. Da eventualità a certezza, lo stadio del ghiaccio di Alleghe deve essere chiuso, stop a ogni attività a causa di una bolletta praticamente decuplicata. 53.000 euro è una spesa insostenibile per le casse del comune di Alleghe, che ha deciso di gettare la spugna, anche perché la siccità ha fermato la centralina sullo Zunaia, che in passato ha dato un grande aiuto. Con il problema della siccità la centralina sta lavorando al minimo, non sta producendo i kilowatt sufficienti per poter dare
un ulteriore supporto al consumo dello stadio del ghiaccio. In queste condizioni non siamo più in grado di sostenere l'apertura dello stadio. Una scelta obbligata, sia pur sofferta, quella dell'amministrazione comunale, che coinvolge anche l'attività sportiva, quella dell'hockey Alleghe in primis, per non parlare del pattinaggio artistico e del servizio reso ai turisti che affollano il piccolo comune ai piedi del Civetta. Alleghe potrebbe non essere l'unica amministrazione ad assumere una decisione così drastica. Una identica situazione si sta prospettando per lo stadio del ghiaccio di Taia, Pieve di Cadore. 55.000 euro la bolletta di agosto, e la soluzione, considerate le priorità del comune, non potrà che essere la chiusura. Allora il caro energia che pesa anche in queste situazioni, e allora vi faccio rivedere il sondaggio che abbiamo lanciato all'inizio della prima edizione, che continuerà a correre, diciamo così, per tutta la giornata anche nelle nostre altre edizioni, fino ad avere l'esito finale a Ring. Caro energia, serve un blocco ai licenziamenti? Sì. 0422 162 6691, no. 0422 162 6690. È uno dei temi del dibattito politico, e intanto lo sappiamo, il caro energia che pesa anche sugli esercenti, le pasticcerie, come nel caso che vediamo nel prossimo servizio. Si passa da 10.600 euro a 35.600 euro, avendo lo stesso periodo di contratto, le stesse condizioni, tutto uguale, cioè sono 25.000 euro in più per lo stesso quasi consumo energetico. Dico quasi perché le differenze sono minime, dell'ordine dell'euro dovrebbero essere, no di 25.000 euro. Cioè tutto questo qua che ci sta succedendo è inaccettabile. Chiediamo informazioni, cerchiamo di capire come fare, ma nessuno ci sa dare una risposta. Parliamo con la politica che ci promette che appena cambierà, arriverà il governo nuovo, farà, ma gli stessi che ci stanno promettendo che faranno sono gli stessi che oggi comunque sono al governo. È quasi un urlo disperato quello di Giuseppe Bonaccorso, titolare di 6 bar panetterie a Padova. Il costo energetico cresce mese dopo mese, toccando vette mai viste. Le associazioni di categoria cercano di dialogare con la politica, che però sembra immobile di fronte ai problemi reali del mondo del lavoro. Tra le iniziative per ridurre i costi c'è anche quella di eliminare prodotti dal menù. Noi abbiamo proprio tolto alcuni prodotti che costavano troppo per produrli a livello energetico, abbiamo compattato le nostre produzioni al massimo più possibili, e come le dicevo dalla linea abbiamo proprio levato alcune referenze, cioè i clienti arrivano e alcuni prodotti che trovano tutti i giorni non li stanno trovando, ma non li stanno trovando per il caro energia, cioè incredibile, tu non riesci più a produrre per quanto costa l'energia. Un altro tema che preoccupa il comparto è l'aumento dei prezzi delle materie prime. Dal latte, il burro, poi il burro è come comprare un panetto di burro, ormai è allo stesso prezzo di un lingotto d'oro. Burro, mozzarella, latte, pomodoro, farina, ma poi il pomodoro in un mese è raddoppiato, cioè stanno succedendo delle cose incredibili, cioè non so come andare avanti, cioè per ritornare. Dovremmo mettere sui nostri clienti, che anche loro sono vessati da aumenti di bollette, aumenti quando fanno la spesa, dovremmo raddoppiare il costo del caffè, raddoppiare il costo delle brioche, ma non è possibile, perché o chiudo perché non posso pagare le bollette o chiudo perché non viene più nessuno, ci devono spiegare come andare avanti. Se il Covid aveva fermato le attività economiche, ci dice Bonaccorso, almeno in quel momento si riusciva a vedere una via d'uscita, che in questa crisi invece non è all'orizzonte. Il mese di giugno avevamo 20.000 euro, il mese di luglio 30.000 euro, il mese di agosto, come vi ho fatto vedere, 35.000 euro. E le prospettive, perché l'altro giorno ero in diretta e Fratoianni in diretta mi ha risposto che il prossimo mese pagherò ancora di più. Ma dove dobbiamo arrivare? E poi ci sono le famiglie in difficoltà. Si è parlato ieri a Treviso anche di mense scolastiche che almeno in città restano invariate, ma la sensazione è che sempre più famiglie chiederanno aiuto al comune su questo fronte. Il Comune ha fatto questa scelta di stringere ancora i denti, fin tanto che ce la facciamo. Prima campanella tra caro libri, bollette alle stelle e aumenti dei generi alimentari. Malgrado questo, malgrado i rincari, Cassugana ha deciso di mantenere invariato il prezzo dei pasti delle mense scolastiche, confermato a 3,70 euro, con la consapevolezza che il numero delle famiglie che per pagare il servizio chiederanno aiuto al Comune è destinato a crescere. Non nego che probabilmente ci saranno richieste di aiuto maggiori, perché insomma diventa difficile
difficile anche per chi magari stava meglio. Il Comune si è sempre fatto carico finora, lo scorso anno e i 2 anni precedenti con le mense abbiamo sempre mantenuto le tariffe che sono tra le più basse in assoluto, siamo ripartiti anche quest'anno mantenendo le rette tali e quali. Ovvio che un occhio di riguardo ce l'abbiamo tutti in divenire, perché la situazione economica è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno intanto abbiamo suonato la campanella tale e quale, dopodiché ovviamente insomma si vedrà. Per noi la formazione dei giovani e i giovani sono una priorità e quindi non saranno di certo loro a pagare ancora una volta i costi di questa emergenza. Prima campanella suonata tra qualche cattedra vuota e con lo stop supplementare imposto dalle elezioni politiche del 25 settembre. Per il secondo anno consecutivo il Comune ha patrocinato la distribuzione gratuita del diario scolastico a 10.000 bambini trevigiani, che solleva di un'ulteriore spesa alle famiglie. Diario con una forte connotazione territoriale e veneta, e questo, essendo l'assessore una convinta indipendentista, potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma lei ribatte. Non c'è nulla di politico se non la bellezza del nostro Veneto e delle persone che lo hanno costruito. Questo dunque la situazione a Treviso. Nel frattempo, notizia di oggi sul fronte decreto aiuti bis: si è sbloccato il decreto aiuti bis in attesa di conversione al Senato. A Palazzo Madama è arrivato l'emendamento riformulato del governo sul superbonus, quindi si è trovata l'intesa sul superbonus. Era la norma che teneva bloccato per giorni il Parlamento, una intesa che dicono accontenterà tutti. L'oggetto del contendere, lo dicevamo, era la responsabilità addossata al concessionario dei crediti fiscali maturati con i lavori edilizi. La modifica che ha portato all'intesa sul superbonus e quindi a sbloccare il decreto aiuti bis prevede che ci sia corresponsabilità con gli autori di frodi o irregolarità solo in caso di dolo o colpa grave da parte di chi acquista i crediti, ovvero di mancati controlli sull'origine del pacchetto stesso da parte della banca che lo acquista. L'ultimo nodo riguardava la data dalla quale far decorrere questa responsabilità soft e quindi poter far ripartire il meccanismo di cessioni che si è inceppato bloccando anche i cantieri. Sappiamo quanto questo ha pesato, quindi si è trovata questa intesa che ha sbloccato il decreto aiuti bis, che prevede, come sapete, 17 miliardi per imprese e famiglie. Sul fronte invece energetico, oggi è previsto l'approvazione in Commissione europea del piano contro il caro energia, che prevede una riduzione obbligatoria dei consumi di elettricità, un tetto massimo ai ricavi delle grandi società energetiche che producono corrente senza utilizzare il gas, e una tassa, la famosa tassa sugli extra profitti di quelle del settore dei combustibili fossili. Sono i 3 pilastri del piano contro il caro energia della Commissione europea che sarà approvato oggi al termine della riunione a Strasburgo. Non è ancora invece passato, non c'è ancora il famoso price cap, il tetto al prezzo del gas, che resta dunque in ballo, resta dunque sospesa questa soluzione che è chiesta a gran voce da più parti, ma che non vede l'unanimità dei consensi dei vari paesi membri dell'Unione Europea, nonostante la problematica del caro gas. Adesso vediamo invece tra tante notizie negative una luce che riguarda invece un problema che ha attanagliato il Veneto e non solo, ma anche il Veneto quest'estate, cioè la siccità. A Padova, lo ricorderete, i racconti, i nostri servizi sulla situazione gravissima della siccità a Padova e i fiumi e i canali in secca. Ebbene, a Padova è tornata, diciamo così, l'acqua. L'acqua è tornata nei canali cittadini, questo grazie alle copiose piogge d'agosto. Un'evidenza per i padovani, ora certificata dal bollettino dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni, che sottolinea come nel mese di agosto del 2022 siano caduti mediamente nella nostra regione 121 mm di pioggia, un aumento del 20% rispetto alla media del periodo 1994-2021 di 101 mm. Il surplus è stato più marcato sul bacino dell'Adige.
Gli eventi atmosferici d'agosto hanno portato perfino neve ad alta quota, sopra i 2700 metri. Se l'acqua nei fiumi e nei canali è tornata, resta la criticità per le falde acquifere che in molti casi, nonostante le precipitazioni siano state abbondanti, sono ai minimi storici da 20 anni. Rieccoci in diretta. Allora, saluto intanto la prima degli ospiti politici che ci viene a trovare oggi, Deborah Varaschin, Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Quindi stiamo iniziando la parte del dibattito politico della nostra prima edizione. Lo ricordo, poi dalle 13:30 lo spazio con l'ULSS 2 con Alice Montagnier. Dovrebbe averci raggiunto anche Massimiliano Zani di Più Europa. Eccolo qua, buongiorno, lo vedo. Buongiorno. Ci stanno per raggiungere anche Raffaella Regoli di Italexit e Antonietta Gatti di Vita. Nel frattempo, in attesa che ci raggiungano, lo dicevamo prima in apertura della nostra prima edizione, c'è stato l'atteso confronto, diciamo, tra Letta e Meloni al Corriere della Sera, pubblicato in alcuni stralci dal Corriere.it. Allora, per iniziare, diciamo, il dibattito, anche se poi ovviamente torniamo sul caro energia, ma due punti vi facciamo vedere che riguardano il presidenzialismo e riguardano anche un po' la polemica sulle coppie omosessuali, sulle adozioni, le due mamme, è uno dei temi di cui si è parlato in questi giorni. Allora, vediamo Letta-Meloni dal Corriere della Sera sul presidenzialismo. Ho proposto il semipresidenzialismo alla francese, direttore. Perché? Perché era la proposta che usciva dalla bicamerale guidata da Massimo D'Alema. Perché era la proposta, diciamo, più vicina, sulla quale secondo noi era più facile trovare una soluzione, ma io non mi impicco sul modello. Io voglio affrontare questa questione. Credo che la nostra democrazia potrebbe essere molto più attenta a quello che i cittadini vogliono e molto più efficiente. La discussione in questa campagna elettorale è cominciata con una presa di posizione da parte di Silvio Berlusconi, quindi non dell'ultimo arrivato, che ha spiegato che la riforma presidenziale aveva il seguente film. Il centrodestra voleva vincere le elezioni, se avesse vinto le elezioni avrebbe introdotto il presidenzialismo e di conseguenza, una volta introdotto il presidenzialismo, si sarebbe dato il ben servito all'attuale Presidente della Repubblica per arrivare poi a un'elezione subito diretta del nuovo Presidente della Repubblica. È evidente che, lo dico all'onorevole Meloni, iniziare così il dibattito sulle riforme costituzionali e presidenziali mi sembra proprio il modo peggiore col quale questo possa accadere. Adesso l'idea che tutto il problema è datemi i pieni poteri col presidenzialismo, se no il sistema non funziona, mi dispiace, ma non lo trovo convincente. Così Letta e Meloni, poi sentiamo anche l'altro stralcio, poi diciamo a una domanda precisa su un'eventuale larghe intese nel caso non ci sia una forza preponderante di governo. Entrambi sono stati d'accordo almeno su un punto, mai larghe intese, quindi una situazione come i governi che abbiamo visto negli ultimi due governi non si ripresenterà, almeno secondo Letta e Meloni. Ripartiamo da qui. Saluto anche, ci hanno raggiunto Raffaella Regoli, Italexit, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. E Antonietta Gatti di Vita, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ripartiamo da qua, arriviamo poi anche chiaramente al caro bollette, energia, il contrasto e varie altre tematiche, ma visto che ci dà lo spunto questo faccia a faccia Letta-Meloni sul presidenzialismo, le posizioni sono queste. Letta ha citato proprio le parole di Berlusconi, insomma, che poi hanno fatto discutere. Ripartiamo allora da Forza Italia. Varaschin, cosa ne pensa? Credo che Berlusconi abbia già chiarito qual è stato l'equivoco di quello che lui aveva detto. Non è che ha detto a casa il Presidente, ma che comunque l'approvazione di una legge prevede un iter che evidentemente sarebbe stato anche quello poi di un'elezione diretta del Presidente. Tutto qui, non credo che ci sia null'altro da aggiungere rispetto a quello che era già stato chiarito all'epoca. C'è bisogno di cambiare secondo lei da questo punto di vista? Ci sono tante cose da cambiare, la disaffezione al voto credo che testimoni quello che la politica non ha fatto, e cioè essere vicini ai cittadini. Probabilmente l'elezione diretta del Presidente della Repubblica può avvicinare i cittadini alla politica e al bene comune, quindi anche a quello del diritto e dovere di andare a votare. Regoli, cosa ne pensa? Giusto cambiare da questo punto di vista, anche se la strada insomma comunque ha il suo percorso? Diciamo che sostanzialmente sarebbe
tanti movimenti. Queste sono le strade di Roma, perché noi siamo diretti verso Firenze, quindi mi scuso innanzitutto con voi che ci vedete ballare in continuazione. Allora, noi siamo perché la sovranità torni al popolo. Sovranità al popolo vuol dire che se il popolo decidesse di avere un presidenzialismo, cioè un presidente con pieni poteri, con più ampi poteri, perché poi diciamo che il presidenzialismo è una forma di assaggio, ce l'abbiamo avuto in questi 2 anni, perché sotto il cappello emergenza, prima di DPCM e poi i decreti del Presidente, abbiamo visto che praticamente è stata sul Parlamento, cioè il Parlamento per 2 anni non ha legislato. Quindi se il popolo dovesse decidere che quella è la forma più adatta, la forma che lo rappresenta di più, allora per noi può andare bene. Però l'importante è che si torni a una sovranità popolare piena, cioè tutti i ritocchi che vengono fatti alla Costituzione non possono essere fatti con un colpo di mano o sotto la voce emergenza, perché sono tra l'altro incostituzionali. Zane. Tesoro, diciamo che... bene, tesoro. Che c'è? No, diciamo che il tema... sono pessime le strade di Roma. Perché... Decisamente. Quella potrebbe essere una priorità di cui parlare, le infrastrutture. Sì, sono proprio pessime le strade di Roma. Allora, Zane. Allora, diciamo che decisamente la centralità del sentimento popolare è una priorità da tenere in considerazione e da favorire proprio per cercare di riallacciare quello che è il sentimento, la relazione tra la politica e chi vota, l'elettorato. Il presidenzialismo è un tema complesso che va ben spiegato in tutte le sue sfaccettature. Non possiamo permetterci semplificazioni su temi che sono tutt'altro che semplici. Non possiamo permetterci un presidenzialismo assoluto in cui proprio la centralità popolare e quella del Parlamento possa essere toccata. Non possiamo permetterci assolutamente di dover andare a ritoccare, di poter andare a ritoccare a piacimento della parte politica che governa in un determinato momento la Costituzione. Quindi regole chiare, certe, a favore della sovranità popolare, ma attenzione a ridurre il tutto a semplici vuoti slogan. Piuttosto pensiamo ad una riforma della proposta di legge per i referendum, affinché non ci siano più le obbligatorietà dei quorum anche su tematiche come queste. Riportiamo il sentimento e il volere popolare all'interno delle stanze e dei palazzi della politica. Gatti. Secondo me questo si chiama depistaggio. Depistaggio dai veri problemi che in questo momento il popolo deve affrontare. Il presidenzialismo io lo posponerei all'osservanza stringente della Costituzione. Abbiamo visto che la Costituzione è stata totalmente bypassata, non si legge più, nessuno la considera. Quindi vuol dire sovranità anche del popolo, perché ovviamente sono degli articoli che dobbiamo osservare tutti, in primis chi si sta governando. In questo momento chi ci sta governando fa delle altre cose, delle leggi che non potrebbe fare. A mio avviso la precedenza ce le hanno questi soggetti, cioè il fatto che la Costituzione deve essere osservata. Da lì a cascata vengono la risoluzione di tutti i nostri problemi. Prima di tutto quello economico. Se un Presidente della Repubblica osserva la Costituzione e le leggi, per me può andare, sarebbe meglio che fosse eletto dal popolo, ovviamente, ma può andare anche questo. Ma se anche il nostro Presidente non osserva la Costituzione, a questo punto di cosa stiamo parlando? Quindi a questo punto quel dibattito lì, a mio avviso, viene in seconda battuta, non deve essere una priorità, a mio avviso. Allora, le priorità, parliamo delle priorità, però poi volevo anche sentire, perché ovviamente noi stiamo parlando da settimane, da mesi del caro bollette, ma non c'è solo questo tema, anche se ovviamente è la priorità stringente e urgente con tante aziende che rischiano di chiudere.
qualcuno ha già chiuso alcune realtà e ci sono famiglie in grossa difficoltà. Allora, intanto c'è stato, lo dicevo prima, lo sblocco del decreto aiuti bis, si è trovata l'intesa sul super bonus, resta però di fondo una grande tematica, un grande dibattito che vede su bollette e su tasse gli schieramenti opposti. Lei come la vede la situazione in questo momento, le cose urgenti da fare in questo momento, Varaschin? Sicuramente il caro bollette è la priorità. Capire che cosa fare, come farlo e dove trovare le risorse per farlo lì dove siano soprattutto necessarie. Questo ovviamente, esatto. Perché poi sentiamo che tanti progetti che devono avere una copertura. Allora, le soluzioni ce le abbiamo un po' tutti quanti, dalle persone normali che troviamo per strada ai politici che sono al governo, però poi bisogna trovare la fattibilità di tutte queste soluzioni e qui credo che il nostro governo debba mettere mano a quello che sono il portafoglio, come ha già fatto anche durante la pandemia, senza aggravare ulteriormente nel debito pubblico, ma soprattutto bisognerà andare in Europa e capire che intenzioni ha l'Europa sul tetto del gas e su tutte le altre azioni che può fare per aiutare non solo l'Italia ma anche gli altri paesi che però ricordiamo stanno già facendo cappello, Francia e Germania tra di loro per aiutarsi a vicenda mentre noi siamo stati esclusi e quindi Europa vuol dire Paesi Uniti, vuol dire tante cose, però alcune volte questo non accade e anche qui credo che qualcuno dovrebbe andarglielo a ricordare al Parlamento europeo. Da parte nostra io ho sentito un discorso del 2009 del nostro Presidente Berlusconi e devo dire che era stato lungimirante perché già allora parlava di efficientamento energetico, di una possibile crisi energetica che dovevamo affrontare con tutto quello che era il sostenibile, quindi le energie alternative. Credo che probabilmente un governo di stabilità che è mancato in questi anni avrebbe potuto avere un progetto, un programma elettorale per il popolo lungimirante e quindi probabilmente non ci saremmo trovati così. Quello che è successo invece 7 premier in questi anni, quindi governi succeduti uno dopo l'altro tecnici, probabilmente hanno portato l'Italia a questo stallo e a queste problematiche che sono sicuramente più importanti di altri paesi dell'Europa. Allora, lo dicevo prima, parlando della Commissione europea, c'è la riunione oggi prevista a Strasburgo, nella quale sarà approvato il piano contro il caro energia, l'atteso piano contro il caro energia, che prevede una riduzione obbligatoria dei consumi di elettricità, un tetto massimo ai ricavi delle società energetiche che producono corrente senza utilizzare il gas e una tassa sugli extra profitti di quelle del settore dei combustibili fossili. Non c'è però il famoso price cap, il tetto al prezzo del gas. Dice Ursula von der Leyen, servono ulteriori riflessioni e discussione tra gli stati perché ci sono ancora divergenze tra chi chiede un intervento immediato per ridurre i prezzi e chi invece vuole che sia garantita la sicurezza degli approvvigionamenti. Visto che i rischi ci sono, tenere insieme le due cose non è facile, quindi come si diceva anche nei giorni scorsi viene accantonato il tetto al prezzo del gas russo. Che dice? Stava dicendo? Sono aberrante queste cose, io non... Ecco. Sì, la libertà ancora una volta siamo lì a andare a intaccare la libertà dei cittadini che hanno lavorato una vita, che si sono permessi di comprarsi il forno a microonde, la lavatrice, l'asciugatrice, ma non possono farla funzionare perché i nostri governi non sono stati così lungimiranti da capire che questo poteva accadere. Regoli su questo, sul piano che prevede... Ecco, dica pure, la sentiamo? No, non la sentiamo. No, non la sentiamo. Non la sentiamo. Aspetti un attimo, dovrebbe attaccare il microfono. Allora, non mi va, poi polemica, no? Allora, ma i nostri governi chi? Cioè loro sono stati al governo, Forza Italia è stato al governo, sono stati tutti insieme al governo fino a 20 giorni fa, anzi lo sono ancora, perché il governo sta ancora operando, per legge lo deve fare, no? Allora tutti i governi chi? Innanzitutto il fatto che noi abbiamo utilizzato unicamente il gas russo lo dobbiamo a Berlusconi e ai contratti che ha fatto e al fatto che in questi ultimi 10 anni non sono state utilizzate né le fonti, le nostre risorse né le fonti alternative. Quindi mettetevi tutti insieme, chiaritevi le idee, ma non ci prendete in giro. Dove l'Europa ci sta prendendo in giro.
perché lo sapevamo tutti che non si poteva mettere il tetto al prezzo del gas. Quindi la von der Leyen, che ancora dice non si può fare il price cap, sempre queste formule inglesi, no? Esiste il termine italiano, usiamo il termine italiano, prezzo, non si può mettere un tetto al prezzo del gas, perché il prezzo non lo fanno più gli stati, il prezzo lo fanno le società private. E questa cosa andava ridisegnata prima, perché, ripeto, prima di porre le sanzioni alla Russia, visto che le avete volute voi tutti insieme, come si dice, violentando l'articolo 11 della Costituzione che vieta l'ingresso nella guerra, ripudia la guerra, quindi si potevano trovare soluzioni alternative per salvare il popolo ucraino, non l'avete volute trovare, vi siete piegati al diktat americano, avete voluto voi queste sanzioni, voi che siete seduti adesso lì e che parlate dobbiamo mettere il prezzo del gas. Ma scusate, è da prima che venivano messe le sanzioni che si sapeva che arrivava la crisi energetica, ma furbescamente la volevate lasciare al governo che arrivava dopo, tant'è che il Consiglio dei Ministri nostro sulla crisi energetica era previsto a ottobre, non guarda un po'. Allora, prima di fare i furbi, per evitare che il popolo smetta di andare a votare, per piacere non prendiamo in giro gli italiani, sono già previsti dei lockdown energetici, voi mi dovete spiegare come fanno i negozi, i ristoranti, ai quali si torna con un nuovo lockdown, cioè si impongono degli orari di chiusura, ok? Allora, come si fa a pagare le bollette se tu mi fai chiudere prima e non mi fai neppure guadagnare? Ma non capite che è un capestro per strozzarvi? Prima di sentire Zane e Gatti volevo fare un attimo replicare Varaschin, visto che è stata presa proprio come dire, è vero che siamo al governo in questo momento, in questi 18 mesi, però ci sono stati anni precedenti in cui non ci siamo stati. È vero che ci sono delle contraddizioni all'interno anche del nostro partito, è vero che ci sono delle differenze, è vero tante cose. Io non posso contraddire quello che ha detto l'esponente di Italexit su alcuni argomenti, perché è chiaro che c'è un progetto che va al di là di quello che stiamo vivendo e al di là di quello che noi vorremmo portare a casa sarà difficile portarlo a casa. Quindi io non è che do torto a lei, dico solamente che evidentemente il fattore di non avere avuto dei governi stabili negli ultimi 10 anni e avere avuto anche negli ultimi 2 anni e mezzo dei governi di emergenza a causa del Covid, tra cui abbiamo fatto parte anche noi negli ultimi 18 mesi, probabilmente non ha fornito quella garanzia di progettualità da poter arrivare adesso con qualche cosa in più rispetto a quello che abbiamo. Poi si possono fare tutte le dietrologie del caso, sappiamo bene che noi siamo qui, io amministro Montebelluna, non sono a Roma e non sono in Europa, quindi faccio fatica anche a capire fin dove si può arrivare e dove vogliono arrivare. Dopo voglio sentire di nuovo Regoli. Zane, anche sulle sanzioni. Ok, allora partiamo prima da un dettaglio, proprio sulla questione del tetto del gas. La questione del tetto del gas è determinata dal fatto che il Parlamento europeo non ha potere legislativo e quindi questo è uno dei dettagli di revisione del sistema europeo che deve essere portata avanti. Il Parlamento europeo deve poter legiferare anche in una situazione emergenziale e anche oltre una situazione emergenziale. La Commissione europea è un istituto tecnico differente dal Parlamento europeo che dà delle indicazioni al Parlamento e in questo senso va ricordato che negli ultimi anni gli esponenti di Forza Italia e Lega sono stati fra i più assenteisti nelle attività proprio del Parlamento europeo e quindi questo vuol dire che la volontà e la rappresentatività italiana all'interno della plenaria europea è stata fortemente ridotta dal fatto che i suoi rappresentanti non si sono presentati in aula, quindi questo è un dettaglio. Non è semplicemente il volere delle società private che determina l'impatto sugli Stati membri. Se questi si siedono ai tavoli a discutere si possono ottenere dei grandi risultati come quelli proprio del PNRR che l'Europa con 208 miliardi ha dato l'opportunità all'Italia di poter riemergere nel post-Covid. Ricordiamo che l'Italia proprio grazie all'Europa è il paese che beneficia e beneficerà, si spera, di più fondi europei per la propria ripresa. Quindi in questo senso ragionare in termini di chi è colpa di che cosa è molto specioso. L'attività che dobbiamo fare adesso è un'attività che vada a tutelare famiglie e imprese direttamente con il sostegno al rincaro delle bollette
bollette, ma successivamente con che cosa? Con un fisco più sostenibile, per far sì che le imprese non abbiano più l'incombenza dell'IRPEF legato a degli scaglioni come è attuale, lavorare su quelli che possono essere le opportunità di ripresa con sgravi sugli incentivi del lavoro, per esempio, proprio per le famiglie, perché si mette in moto l'economia. Sulla questione delle sanzioni, noi sempre siamo stati dalla parte del popolo ucraino e continueremo ad esserlo. L'attività delle sanzioni è funzionale, si vede nel momento in cui proprio l'attività di reazione da parte della Russia si fa sempre più concitata, il che vuol dire che le sanzioni funzionano, stanno colpendo lì dove fa più male purtroppo lo Stato russo, che non è solo il popolo russo, è lo Stato russo in questo momento che è sanzionato, purtroppo ha caduta anche il popolo russo, ma attenzione, togliere o rimodulare da un lato le sanzioni e dall'altro l'attività del PNRR, come viene determinato, come viene richiesto dalla compagine di centrodestra, creerà le condizioni di una tempesta perfetta economica in cui l'Italia, che è il paese col più alto debito all'interno del continente, si troverà assolutamente esposta con tutti i rischi e le conseguenze del caso, a partire dal default di decine e decine di aziende che non potranno più godere di quelli che sono anche gli incentivi e i sostegni europei. Gatti, e poi continuiamo il giro perché vedo Regoli che scuote la testa, ma anche Varaschin. Gatti. Condivido l'arrabbiatura della collega di Italexit, nel senso che qualcuno ha giocato non in maniera idonea in questa partita europea. Come vedete, parliamo ancora di Europa, ma l'Europa c'è, perché già Italia e Germania si sono un attimo dissociati. Noi possiamo in qualche maniera bypassare il discorso del discutere il prezzo del gas agendo anche autonomamente. Noi abbiamo delle imprese italiane che fanno energia, possiamo discutere con loro direttamente, il nostro governo direttamente con loro del prezzo, senza passare attraverso una banca o un organismo ad Amsterdam, di cui in questo momento ai cittadini non importa niente. Noi dobbiamo in qualche maniera cercare di restare a galla. Cominciamo a rimettere dentro la sanità, dentro la scuola, persone che sono state buttate fuori, per esempio, invece prendendo ucraini, cubani e cose di questo tipo. Dobbiamo dare la precedenza ai cittadini italiani che fino all'altro giorno hanno pagato le tasse e in questo momento non so se riusciranno a pagare le tasse, perché non avendo un lavoro, dovendo pagare delle bollette astronomiche, io non so se riusciranno domani a pagare le tasse. Quindi è chiaro che bisogna dare degli sgravi fiscali a delle ditte perché continuino a lavorare. Non possiamo pensare che queste chiudano. Qui abbiamo delle ditte importanti a Modena che sono famose nel mondo e rischiano di chiudere. Vogliamo che tutti, diciamo, l'eccellenza industriale italiana venga chiusa? È questo che il nostro governo vuol fare? Non possiamo più accettare elemosine di Stato. Questa è la prima priorità. Lo Stato deve in qualche maniera agevolarci nel nostro lavoro, che è il primo articolo della Costituzione italiana. L'Italia è basata sul lavoro, lo è ancora, a me non sembra proprio. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera ripensare a quello che ha fatto questo governo fino adesso. La diplomazia è stata usata, per esempio? No, non è stata neanche messa in pista. E dire che la diplomazia italiana fino a 10 anni fa era una delle migliori del mondo, che tutti ci invidiavano. Adesso al Ministero degli Esteri la diplomazia non viene neanche presa in considerazione, non è giusto. Io credo che parlando direttamente con certi interlocutori, cercando una base comune, si possono fare tante cose. In questo momento mi hanno detto che ci sono più di 100 pozzi di gas in Italia chiusi. Perché? Perché nel passato abbiamo fatto tante cose per agevolare delle ingerenze straniere.
L'energia è uno dei primi capisaldi di uno Stato, dobbiamo essere indipendenti. Abbiamo lavorato verso questo fine? Non mi sembra. Faccio un altro punto che mi pare sia comparso nell'ultima Gazzetta Ufficiale, che forse non ci doveva essere un decreto legge in questo periodo in cui il governo non c'è, doveva fare solo amministrazione normale, invece poi si fanno delle altre cose. Mi pare che si siano dati dei soldi alla difesa, che da una parte vedo giusto, lo sta facendo anche l'Australia per esempio, di potenziare le proprie difese, però in questo momento dobbiamo decidere se dare soldi a dei soldati che vanno in altri paesi neanche europei a difendere, a fare, piuttosto che darla alle nostre industrie. È una questione di decisione drastica che dobbiamo prendere. Io non so se i prossimi governi riusciranno a capire quali sono le precedenze all'interno dell'Italia. Il nostro partito Vita è molto attento a queste priorità. Prima vengono i cittadini e il loro benessere, poi viene qualcos'altro. Regoli, allora torniamo anche non solo su quello che diceva Gatti di Vita, ma anche su quello che diceva Zane. C'è bisogno di un potere maggiore legislativo, di un potere legislativo della Commissione e poi le sanzioni in realtà servono e si vede dalla difficoltà in cui si trova in questo momento Putin. Allora, mi viene da pensare, no? Certo che ci va ripensata, no? Allora, certo che Gatti propone di rivedere anche la struttura legislativa dell'Europa, no? Perché si è capito chiaramente che questa Europa è un fantoccio. Allora, è un fantoccio perché? Perché noi subiamo dei diktat che non sono nemmeno europei. Quindi ci viene imposto non lo scostamento di bilancio e attraverso gli ultimi 10 anni di tecnocrati, se questa progettualità economica dettata dall'Europa avesse avuto un senso, noi oggi ci ritroviamo un paese florido, un paese che non ha subito quello che ha subito e che sta subendo. Allora non si può dare solo la colpa alla pandemia, perché la pandemia è stata portata avanti con un progetto scellerato e che non ha tutelato neppure le vite umane. Ma non voglio aprire un altro capitolo. Ritorniamo all'Europa. L'Europa non ha mani legate, non può fare nulla, quindi non serve a poco. Io vi dico solo che da 8 anni l'euro è stato sempre sopra il dollaro. Per la prima volta da quando è esploso il conflitto ucraino, l'unico cui prodest, no? Si dice, l'unico che ha tratto vantaggio da questo conflitto è stata l'America. Punto. Il dollaro è risalito sopra l'euro, quindi vi fa capire a che cosa è servito anche economicamente a ridisegnare i nuovi contratti energetici. Detto questo, siccome il tempo stringe, la gente ha bisogno di risposte ora. Le risposte non stanno arrivando. Il governo italiano ha messo da parte una cifra tipo 12-13 miliardi, no? Che sono la stessa cifra che è stata approvata in questi giorni, ok, per le spese militari. L'Italia di miliardi per risanare, per affrontare questa crisi energetica in cui si prevedono 9 milioni di poveri energetici e, a parte tutta la disoccupazione, tutto quello che produrrà, 120.000 aziende che chiudono, ma la previsione più apocalittica si parla addirittura di 800.000 attività che potrebbero chiudere, che vuol dire quasi 1 milione di attività. Allora mi spiegate che senso ha di parlare adesso di ridisegnare l'Europa quando l'Europa ha dimostrato il suo fallimento? L'Italia mette 12 miliardi che sono gli stessi soldi che mette per le armi, di miliardi ne sono stati calcolati, ce ne vorrebbero 80.000. Quindi voi mi dite dove andiamo a prendere questi soldi e si parla ancora, noi vogliamo salvare il popolo ucraino. Ragazzi, stiamo parlando, chi non lo vuole salvare il popolo ucraino? Ma di cosa stiamo parlando? Qui si sta parlando di azioni diplomatiche, qui si sta parlando di non tagliarci il ramo dove siamo seduti, qui si sta parlando di non fare il gioco di un'America che guarda caso ha riportato il suo PIL grazie alla vendita di armi in Ucraina e in altre realtà, mai così alto. Ma di cosa stiamo parlando? Qui si sta mettendo il cappio alle imprese e ai cittadini italiani. Non volete capire che bisogna agire subito, anzi bisognava agire ieri
vogliamo fare ancora le promesse elertorali, tanto poi dopo vedo che chiede, poi voglio sentire anche Varaschin chiede la replica anche sull'Europa, ovviamente il zare di più Europa. Cosa si doveva fare a livello diplomatico, Regoli? Ma cosa si doveva fare? Allora, innanzitutto sfruttare i rapporti non miei, certo, del Made in Italy, di questi contrattoni del gas che abbiamo fatto negli ultimi anni, li ha fatti anche la Germania, per carità, ci hanno permesso di rialzare anche il PIL industriale italiano, per carità. Allora usiamo questi rapporti, andavano fatti proprio agganciandosi, perché vedete la Costituzione è bellissima, è perfetta e ci permetteva un assist non da poco, cioè l'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra, allora bisognava non mandare i turchi a fare le trattative, ma aprirlo noi il tavolo delle trattative. La realtà è che invece abbiamo Draghi che va a prendere gli ordini in Europa perché deve fare il primo della classe, no? E poi abbiamo un ministro degli esteri che è non voglio essere offensiva, ma non è un ministro degli esteri, perché per essere un ministro degli esteri ci vogliono competenze, ci vogliono capacità diplomatiche. Allora, se abbiamo avuto un governo, poi ricordo che il ministro degli esteri, diciamo che aveva tutto il tempo, no, di poterlo fare, il problema è che non l'abbiamo potuto fare e non l'abbiamo voluto fare perché non ce l'hanno fatto fare, perché noi siamo la colonia della NATO, noi siamo i servi dei compagnucci di merenda europei, capisci? Perché non c'è rispetto nemmeno per il popolo italiano. E ricordatevi, adesso che continuate a dire che arrivano i soldi l'Europa li aveva già messi a disposizione anche al sud per l'investimento sulle nuove fonti energetiche, eccetera. Sono stati sperperati, non sono stati utilizzati, andavano nel dimenticatoio gli appalti, quindi non diciamo stupidaggini, si è preferito andare verso un'unica direzione e quindi oggi dico dobbiamo uscire dall'Europa, perché questa Europa, che è un fantoccio, ci serve solo se siamo, diciamo, dei cani ubbidienti, se no a noi l'Europa non ci fa nulla. E poi ricordatevi che il PNRR la dice chiara, come diceva mio padre, no? È stato un saggio, diceva ricordate che chi paga comanda, continuiamo a prendere soldi e quindi a farci imporre cosa dobbiamo fare, le scelte politiche del nostro paese. Allora andiamo da Zane che chiedeva la parola e poi da Varaschin. Zane. Diciamo che sostanzialmente vedo che la rappresentante di Italia-Exit non ha la benché minima idea di quelle che sono le differenze istituzionali fra Europa, Commissione europea, Parlamento europeo, NATO, eccetera, eccetera. Si fa solo una gran confusione, un gran populismo che decisamente non fa gli interessi dell'Italia. Assolutamente. No, assolutamente. Guardi, ma guardi, per carità, la tesi sull'Unione Europea, guardi, io ho 2 lauree, quindi non l'ho fatto in faccia a nessuno. Per carità di Dio, io in Europa ci lavoro, io in Europa ci ho lavorato e posso dire assolutamente che senza questa Europa, senza le sue istituzioni, l'Italia sarebbe sola, isolata, più povera e decisamente meno capace di affrontare le sfide che il nuovo secolo ci sta presentando. Assolutamente, l'Italia sarebbe in una situazione di collasso. Per chiunque abbia avuto il piacere di andare a vedere ciò che era il blocco dell'Est prima della nascita dell'Europa potrebbe benissimo capirlo e se ne renderebbe conto. Ci sarebbe un disastro in termini di export, l'Italia si ritroverebbe ad avere un'inflazione a 3 cifre che metterebbe al collasso il sistema economico. L'Europa in questo senso ci ha tutelati. Non è una macchina perfetta, qualcosa può essere rivisto assolutamente, ma non si può mettere in dubbio che uno dei paesi fondatori del Trattato di Ventotene possa pensare anche solo di uscire dall'Europa, perché vorrebbe dire creare una situazione per l'Italia e per il popolo italiano insostenibile in questo momento, soprattutto in questo momento storico. Parlando poi di quello che riguarda i finanziamenti per le armi o per il comparto militare, chiunque abbia amministrato un condominio, non dico un paese, un condominio, sa benissimo che una volta che l'Assemblea ha deciso che si stanziano 1.000 euro per rifare le grondaie, spostare
trovare quei 1.000 euro per rifare il giardino non è possibile, a meno che non ci sia una nuova riunione che sposti questa decisione. Il finanziamento è stato fatto a marzo, il rifinanziamento è stato fatto a marzo, proprio per garantire soprattutto gli armamenti di protezione, soprattutto antiaerea per l'Italia, quindi per proteggere i confini italiani, ok? Chiedere e dire che oggi si rifinanziano le lobby delle armi e si potrebbero dare i soldi all'industria, questa è una falsità, è una balla, non sarebbe possibile farlo, perché il governo in carica a marzo ha deciso, con il voto di tutti quelli che erano nella maggioranza della plenaria parlamentare, di perseguire questa strada, quindi anche Forza Italia e Lega che erano in governo. Quindi dire spostiamo come le matriosche, no? Restando in tema russo, i soldi da una parte all'altra non è possibile, bisogna essere onesti, si lavori per creare nuove condizioni, per creare lavoro ai giovani, si riguardi agli sgravi fiscali per i neoassunti, si favoriscano le imprese virtuose e si tassino maggiormente quelle che inquinano, si lavori in queste prospettive, ma non si vada a dire falsità. L'Italia è parte gloriosa dell'Europa e come tale deve rimanere per il suo benessere e la sua crescita. Maraschin, partiamo da qui e poi volevo chiedere insomma anche le sanzioni, il tema delle sanzioni, perché poi c'è tutta una parte anche del centrodestra che dice che bisogna rimodulare le sanzioni e rivedere questa situazione. È chiaro che non è l'Italia che decide da sola, come si è detto. Allora, partiamo però da qui, insomma, sull'Europa. L'Europa ci ha garantito fino a qualche mese fa pace all'interno del nostro paese e dei paesi europei. Credo che sia una istituzione voluta, come ha detto bene prima l'esponente di Più Europa, un paese costituente è stata appunto l'Italia e vada mantenuta ma sicuramente rivista e riformulata. Troppo tecnicismo e poca calata nella realtà dei paesi. L'Europa doveva essere un'Europa federale, doveva essere un'Europa che garantiva ai paesi la propria autonomia e assistenza lì dove fosse necessario. Credo che vada veramente riformulata, ma forse questo non è il momento, come ben si diceva prima, ci sono altre priorità nei paesi e lì dove i paesi possono prendere delle decisioni autonomamente che lo facciano, compreso il nostro. Io vorrei dire sono di Forza Italia ma non sono a Roma ancora, spero di andarci ma ancora non ci sono, quindi non intervengo da amministratore in questo momento, da esponente di una forza politica che sì è al governo ma non ci sono io e non posso né astenermi né votare quello che giù a Roma propongono gli altri parlamentari e le altre forze politiche. Sicuramente anche il fattore del gas, abbiamo goduto, come diceva l'esponente di Italexit, di un benessere diffuso grazie al gas che arrivava dalla Russia. Non si è provveduto negli anni a dare all'Italia quell'autonomia, ma ricordiamo che ogni proposta, dall'eolico ai pannelli solari, piuttosto che alle centrali nucleari, è sempre stato bocciato dalla sinistra o da una parte della sinistra e quindi si fa fatica a sviluppare qualche cosa quando viene bocciato. Lo stesso adesso bonus è stato in parte bocciato o rallentato perché tutto quello che riguardava i pannelli solari e le energie alternative nelle stesse case, nelle stesse abitazioni molto spesso veniva tardata l'installazione o cassata perché impatto ambientale ed altro. Quindi ci sono dei parametri che bisognerà un pochino rivedere. Si vuole andare avanti con le energie alternative, si vogliono far installare alle persone nelle case determinate cose oppure bisogna continuare con il gas. Lì dove si voglia continuare con il gas, con l'energia elettrica, bisogna far fronte anche a quello che è l'indipendenza del gas e dell'energia elettrica da altri paesi e quindi renderci autonomi. Che altro dire? Sull'energia nucleare è uno dei temi e si è comunque anche detto ovviamente il percorso dell'energia nucleare è lungo, quindi non è... Io sono controtendenza, io non sono a favore dell'energia nucleare. Adesso lo diciamo, insomma, è un percorso lungo, è un percorso che chiaramente non risolve nell'immediato, però c'è anche chi dice se non si pensa mai poi a lunga gittata non si risolvono mai i problemi, come si è detto dei problemi che ci sono adesso perché non si è pensato a suo tempo. Allora, il nucleare, si parla di nucleare pulito, esiste nucleare pulito, non esiste, potrebbe essere una soluzione? Io credo che sia l'estrema
ratio, cioè nel senso che in questo momento ci sono tecnologie avanzate che sfruttano quello che è la natura, l'energia pulita cosiddetta. Il nucleare, come ha ben detto lei, è un processo lento che ci vogliono degli anni prima di mettere in piedi una centrale nucleare. Non so se esista un nucleare pulito, io non sono un fisico nucleare e non voglio nemmeno esserlo. Credo solamente che qualsiasi cosa, io avevo un amico che lavorava nel campo delle verifiche degli impianti sia nucleari che radiologici e mi diceva che nel caso degli impianti nucleari, io parlo di quelli di vecchio tipo, questi non lo so, ma lasceremo ai posteri scorie per 3.000 anni e questa cosa sinceramente di lasciare i posteri scorie per 3.000 anni sepolti nei mari o in montagne mi fa un po' specie. Zane, stante il fatto che ci fu un referendum che bocciò il nucleare, però poi, esatto, vedo che conferma, però se ne parla, insomma, si dice e si sta continuando a dire, insomma, se avessimo pensato per tempo anche al problema energetico non ci troveremmo in questa situazione, allora chi è a favore del nucleare dice, beh, se non ci si comincia a pensare adesso non risolveremo mai il problema. Zane. Assolutamente, infatti bisogna oggi cominciare a ragionare e a rafforzare soprattutto quella che è la ricerca e creare quelle che sono le condizioni per poter oggettivamente avere delle conferme sulla bontà dell'utilizzo di questo tipo di energia, sulla sicurezza, sul come gestire le scorie, dove metterle, dove realizzare queste centrali. Quindi un processo lunghissimo che se anche iniziamo oggi probabilmente finirà fra 10 anni. Quindi noi dobbiamo ragionare su due livelli. Prima di tutto unire e parificare le politiche energetiche a quelle climatiche, perché sono strettamente correlate ancorché oggi vengano tenute fortemente separate. Bisogna unirle e lavorare in coprogettazione integrata fra questi due ambiti. Quindi in che senso? Guardare a utilizzare e riutilizzare, ammodernare tutte le infrastrutture, per esempio degli invasi idrici, per poter utilizzare energia pulita a lungo termine, ma anche guardando a che cosa? All'economia circolare e soprattutto alla diversificazione delle produzioni green, sia nazionali che in concordato con quelle estere. Queste sono delle politiche che devono essere attuate oggi per far sì che cosa? Che si sia autonomi in una prospettiva di lungo periodo. Ciò che la politica non ha fatto fino ad oggi è stato pensare da qui a 5, 10, 15, 20 anni, limitandosi alla prossima tornata elettorale. Questo non va bene, non fa il bene dell'Italia. Ciò che noi dobbiamo pensare sono a creare dei rigassificatori, utilizzare e riconvertire quelli che ci sono, mappare il territorio. Considerate che per esempio il territorio italiano è fra quelli idrogeologicamente più esposti, quelli più a rischio, lavorare su quelle che sono delle centrali nucleari, per esempio in un territorio fortemente sismico come quello italiano, è estremamente pericoloso. Quindi bisogna ragionare tanto di politiche energetiche nello stretto periodo quanto per quelle climatiche sul lungo periodo. Gatti. Allora, qualcuno si è dimenticato la storia. Noi abbiamo fatto un referendum contro il nucleare che è ancora attivo, però dobbiamo fare il nucleare, va bene. Dove sono gli esperti del nucleare che abbiamo buttato a mare 30 anni fa? Dove sono? Perché non è che costruisco la centrale, dopodiché io la gestisco come se fosse la centrale del gas normale. Non è così. Ci vogliono degli esperti e non c'è più una scuola, un'università che mi crei esperti nel nucleare. Uno, ma noi ci dimentichiamo queste cose. Noi abbiamo ripudiato il nucleare, abbiamo detto che l'acqua doveva essere pubblica, adesso invece si ricambia di nuovo. Noi tutte le decisioni che prendiamo vanno nel dimenticatoio, diciamo solamente così. Forse qualcuno non sa che c'è ancora la centrale di Caorso che non è mai entrata in funzione qui in Emilia, che è ancora vigilata, diciamo, perché ha del materiale radioattivo che non è che si possa buttare nel cestino dei rifiuti. Cerchiamo di capire queste cose prima di parlare di nucleare così a vanvera, lo faccio o non lo faccio. È una questione complessa, dopodiché dobbiamo sempre fare i conti con l'italianità. Noi sappiamo benissimo che quando si fa una cosa poi ci sono gli affaristi che entrano di traverso e quindi sul nucleare non si scherza. Su un inceneritore posso anche essere d'accordo che si possano fare, ma non
scusi, si chiamano termovalorizzatori addirittura, ma sul nucleare non si può scherzare. Noi abbiamo ancora delle barre di materiale radioattivo messi in delle vasche e quando c'è l'inondazione questa radioattività va nei fiumi, e parlo di qualcosa in Piemonte. Quindi io non sono contro il nucleare, essendo io un fisico, ma dico che in Italia in questo momento non si possono fare, non ci sono gli esperti del nucleare. Questo per la sicurezza della centrale e della popolazione. D'accordo, il territorio da terremoto che in Emilia Romagna conosciamo bene e che quindi per esempio in Emilia Romagna non si possono mettere. Dove lo mettiamo? Chiedo se vuole metterne una vicino a casa sua, che può andare bene. Bisognerebbe poi capire chi accetterebbe poi di avere una centrale nucleare a 2 passi. Penso che nessuno vorrebbe, però è un tema di cui si dibatte, peraltro se ne parla. Ma appunto bisogna farlo, la Francia e la Germania ce li hanno. Creiamo prima le scuole, esatto. I fisici nucleari, dove sono Lei finiti? dice ce l'abbiamo già a 2 passi. No, ma poi la Francia e la Germania hanno gli stessi nostri problemi di approvvigionamento energetico pur avendo le centrali nucleari, quindi facciamoci anche una domanda. Ha continuato ad avere degli esperti del nucleare. Sentiamo Regoli. No, allora la Francia ne ha molto meno e poi abbiamo una centrale nucleare proprio al confine a Lione, quindi insomma vabbè, ma poi il nucleare va ovviamente è un capitolo a sé, nel senso che il nucleare oggi è completamente diverso da come noi ce lo immaginiamo 10 anni, come ce lo immaginavamo 10 anni fa, ha seguito un suo percorso, ma noi abbiamo in Italia tantissime risorse idriche, risorse geotermiche, abbiamo il gas, perché questa cosa del gas noi potremmo produrre, noi abbiamo bisogno all'incirca fra i 70 e i 90 miliardi di metri cubi l'anno. Allora noi lo possiamo trovare questo gas, ovviamente non si può trivellare nelle zone a rischio, come ad esempio c'è moltissimo gas nella laguna veneta, ma solo un folle andrebbe proprio per il principio, lì c'è la subsidenza, no? Cioè praticamente c'è una sorta di come se si abbassasse il terreno, è chiaro che non lo si va a prendere lì, ma lo si può prendere in altre regioni d'Italia. Il problema è che adesso ci costa moltissimo perché il procedimento è lungo. Io su questo mi trovo d'accordo, un'unica cosa sull'esponente di Più Europa, nel senso che bisogna procedere in parallelo, bisogna recuperare velocemente il grave danno che non è stato fatto. L'Italia ha delle grandi risorse e si può lavorare anche sulla geotermia. Pensate solo che la Basilicata oggi, attraverso il gas che estrae, può far pagare delle bollette gratis ai suoi cittadini. Ora, il gas c'è, una parte potrebbe essere recuperata, ma mentre tu lavori in parallelo devi però dare una risposta immediata. La risposta immediata sicuramente è tassare i super profitti, che invece non sono stati tassati, anzi c'è stato un emendamento che ha fatto sì che il super profitto, ad esempio di Eni, non venisse tassato. Ora voi mi dovete spiegare perché l'Eni, che ha pagato il gas allo stesso prezzo di tempo fa, di qualche anno fa, e che invece ce l'ha rivenduto a una cifra astronomica, no? E ha fatto un profitto di più 703 miliardi, eccetera. Ha pagato una cifra irrisoria, 900 milioni, una cifra irrisoria rispetto al profitto. Allora, perché il governo precedente ha fatto sì che non venissero tassati i profitti? Quelli erano soldi importantissimi da ridistribuire per proteggere le aziende e i cittadini e per abbassare le bollette. Poi togliamo gli oneri di sistema, sì, li vogliono togliere ma per 3 mesi, ma noi paghiamo degli oneri di sistema addirittura con lo smaltimento del nucleare di 10-15 anni fa, e di fatto invece è inglobato, poi lì entreremo in un altro capitolo a parte dove hanno nascosto le scorie, ma noi paghiamo gli oneri di sistema per farli smaltire. Altra soluzione che si potrebbe creare è scorporare il gas, la bolletta del gas dalla bolletta elettrica, però sono palliativi che non risolvono il problema. Il problema è che noi abbiamo bisogno di gas ora e a un prezzo che noi ci possiamo permettere, quindi le soluzioni sono pochissime, non ce ne sono altre. Allora, vi faccio vedere il sondaggio che abbiamo lanciato, così vi chiedo cosa ne pensate. Abbiamo 10 minuti, vi chiedo di essere sintetici. Caro Energia, rivediamo il sondaggio, eccolo qua. Serve un blocco ai licenziamenti? Lo chiede ad esempio la CGIL. Secondo voi può essere intanto una misura per
evitare quella bomba sociale che è già innescata, potrebbe però provocare dei problemi alle aziende. Insomma, qual è secondo voi la soluzione giusta? O sì o no a un blocco dei licenziamenti in questo momento? Varaschin. Così come era successo insomma in periodo Covid. Ecco. Io dico sni, cioè se un'azienda non ha i soldi per pagare le bollette per aprire è difficile non licenziare. Io direi, moralmente direi sì, è giusto non licenziare, però ci sono tanti però. Ci sono tanti però. Zane. Allora, tout court, le attività politiche e gli interventi non possono mai essere singoli, presi singolarmente. Blocco dei licenziamenti ci può stare se accompagnato anche a sgravi fiscali e alla possibilità per le aziende di poter sostenere quegli stipendi. Quindi l'attività sul lavoro deve essere accompagnata da un'attività complessiva di sostegno della categoria produttiva, cioè quindi da una parte i lavoratori e da una parte le imprese. Lavorare per settori e per settorializzazioni non fa bene, perché da una parte rischia di favorire una categoria, sfavorire un'altra, e viceversa, andando a favorire una maggior utilità del mercato di lavoro per far fronte alle crisi, si rischierebbe di mettere in crisi le famiglie. Questo noi oggi non possiamo permettercelo, quindi serve un lavoro integrato sul sistema di produzione. E il governo è in grado di farlo in questo, secondo lei? Il governo attuale può farlo nel momento in cui non si vada a toccare scostamenti di bilancio o interventi economici diretti. Si può agire su ciò che può essere fatto nell'ordinario, e di questo purtroppo dobbiamo ringraziare chi ha fatto cadere il governo. Gatti. È chiaro, sono d'accordissimo con quello che ha detto l'altro collega, non si può agire su settori, deve essere un discorso integrato. Quindi diminuisci l'energia, il costo dell'energia alle aziende che possono continuare a produrre, è chiaro che queste poi non licenziano, quindi è una catena ovviamente. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera suggerire, se c'è qualcuno che ci ascolta al governo, di lavorare adesso, subito, per un abbassamento del costo del gas e così via. Quindi colloquio diretto con Eni e altri produttori di energia. Regoli? Ma come si fa a colloquiare con Eni, dove praticamente uno degli azionisti è la Cassa Depositi e Prestiti, che poi dovrebbe prestare i soldi a quelli a cui li fa pagare il gas 10 volte di più, dai, non ci prendiamo in giro. Allora, io sì, nel senso che bisogna sostenere certe porte. Certo. Sì, ma insomma è una bella fregatura questa. Gli hanno fatto un bel regalo, o hanno fatto un bel regalo agli azionisti. Certo. Di sicuro non un favore ai cittadini. Allora, sostegno alle imprese vuol dire innanzitutto subito, immediatamente, perché sapete il blocco dei licenziamenti, sì, nel senso che può essere temporaneo di un mese per non far esplodere la bomba sociale. Anche questo è un termine che mi dà così fastidio, cioè stiamo parlando di imprese, di ricchezza, di cittadini, di operai, di lavoratori, cioè sono persone. Non è che il blocco del licenziamento aiuta a far ripartire un paese. Questo paese sta affrontando probabilmente una delle crisi più pesanti che ha negli ultimi anni dal punto di vista energetico e produttivo, e non ci siamo infilati noi da soli in questa partita. Quindi sì allo scostamento del bilancio, sì al tassare gli extra profitti. Noi abbiamo bisogno di 80 miliardi. Dove li andiamo a prendere non mi interessa, non è compito mio. E interessa, volete stare in Europa? Allora ce lo dicesse l'Europa che non vuole lo scostamento di bilancio, dove andiamo a prendere quegli 80 miliardi. Perché se non si mette mano a questo, io ripeto che l'Inghilterra, il governo inglese, ha stanziato un fondo per sostenere la crisi energetica, un fondo di 150 milioni di sterline, miliardi, aspettate che controllo perché adesso sono diventata matta anch'io qua con miliardi di sterline, e un'aggiunta con un fondo di 40 miliardi di sterline che sono grosso modo 45 miliardi di euro.
Quindi gli altri gli interventi li stanno facendo, per cui fare queste operazioni richiede assolutamente lo scostamento di bilancio, riduzione del cuneo fiscale, scostamento di bilancio, detassazione delle aziende, blocco delle cartelle esattoriali e poi a quel punto, allora se l'Europa, siamo tutti europei, che dice che siete così europei, che vi piace, l'Europa sostenga, no? Sostenga questa crisi energetica, visto che l'Italia è stata portata al fallimento da un governo scellerato e da misure scellerate. Zane, poi chiudiamo con Varaschin. Zane, la vedevo scuotere la testa. Perché assolutamente non possiamo permetterci lo scostamento di bilancio in questo momento. Cioè non è possibile. Perché ce lo dice l'Europa? Perché ce lo dice l'Europa? Siamo un paese brutalmente indebitato, certo. Siamo un paese che ha già fin troppi debiti e noi, se noi fossimo con la testa sulle spalle, non ci potremmo nemmeno pensare, non potremmo nemmeno pensare di caricare di debito a ulteriore le future generazioni. Meglio di me, noi perché sei persona intelligente, che se noi potessimo vendere i titoli di Stato, noi riusciremo anche a ripagare il debito. Il problema è che non lo possiamo fare perché abbiamo la sovranità economica nazionale. Perderemo la sovranità economica nazionale. Non ce assolutamente che l'abbiamo. Quindi la riduzione del rapporto PIL e debito, quella deve essere una priorità. Quella deve essere una priorità, perché solamente nei primi 6 mesi dell'anno sono stati banditi più di 2000, e dico 2000 bandi per più di 1 miliardo di euro da parte dell'Europa a finanziamento delle imprese italiane. Quindi i fondi per le imprese l'Europa li mette a disposizione e quindi quel compito dello Stato italiano è aiutare le imprese anche in termini di progettazione per poter intercettare quei fondi e poter creare un proprio sviluppo del proprio sistema industriale. Assolutamente, questa è la prospettiva, non creare ulteriore debito. È impossibile, andremo semplicemente a spostare il problema lasciandolo nelle mani dei nostri figli e dei nostri nipoti, che già avranno un debito pesantissimo da portare avanti. Quindi no, assolutamente all'ulteriore debito. Di contratto europeo, non sa bene come vengono svolte queste cose. Chiudo. Varaschin, scostamento di bilancio sì o no? Direi di no. Direi che è l'ultima ratio anche su questo, perché sì, bisognerebbe capire dove andare a riprendere queste risorse. Io non sono contro un no definitivo, ma sicuramente ci sono altre modalità per poter andare a prendere questi 80 miliardi. È vero che l'Europa sta dando soldi alle nostre imprese, è vero che non sono tutti, anzi quasi niente a fondo perduto, quindi questi soldi vanno anche in un qualche modo poi restituiti da qualche parte. È vero che questo crea comunque un volano di ricchezza, un volano di imprese innovative. È vero anche che l'Italia deve incominciare ad avere, se mi permetto, un po' più di orgoglio, un po' più di volontà di essere la città, il paese che merita essere al capo di un'Europa, incominciare a parlare nei tavoli dove contano. Io provo un fastidio enorme quando vedo che il governo francese e quello tedesco si siedono a certi tavoli e noi veniamo snobbati quasi sistematicamente. Siamo stati, siamo una potenza, dobbiamo riprendere il nostro ruolo, ma soprattutto dobbiamo riprendere, e qui non è magari il termine più adatto perché non è quello che è, però la nostra sovranità, la nostra capacità di gestione delle nostre risorse, delle nostre potenzialità. Ricordiamo che l'Italia è un paese unico, ha chilometri di costa che possono essere sfruttati per le energie alternative, ha gas, come bene diceva prima la Regoli, ha tantissime cose che domani il nuovo governo spero inizi a lavorare per poter portare in Italia quel benessere che in questi ultimi anni è venuto meno, di dare un governo stabile di qualsiasi colore sia, anche, e parlo a mio discapito, fosse di sinistra, ma che possa dare delle risposte precise, delle risposte concrete e di progettualità a lungo termine, facendo fronte anche a quello che è l'emergenza. Ma io ricordo solo una cosa. Io sono nata con un debito pubblico che era pesantissimo, andrò probabilmente in pensione con un debito pubblico che è pesantissimo. Qualcuno mi deve spiegare in questi anni questo debito pubblico, e ripeto, io faccio politica ma non ho ancora capito questo debito pubblico, chi lo ripagherà mai. Noi, non soltanto noi che siamo comunque quello che è più alto, ma a livello globale. Zane, 30 secondi, poi devo andare in pubblicità.
Mentre c'era il Premier Draghi, l'Italia sedeva ai tavoli importanti e dettava regole anche agli altri paesi. Uscito di scena il Premier Draghi, l'Italia ha perso questa sua capacità, dovendosi piegare al diktat dei paesi del blocco dell'Est, Ungheria, Romania e Polonia, grazie al fatto che un solo paese può mettere il veto sulle decisioni della plenaria, e ricordiamo che questi 3 paesi sono grandi amici della Lega e del centrodestra in Italia. Lo sa bene che ha detto una cavolata, ma va bene così. Così, se ci troviamo così lo dobbiamo a Draghi, però, no? Esatto. Perché se Draghi è il governo dei migliori, che Draghi è uscito, anzi ancora sta lì, non è ancora uscito, sta ancora lì. Infatti teniamo ancora perché c'è lui. Certo, teniamo, questo è quello che voi volete far credere, guardate come teniamo. Sì. Ci rivediamo fra 3 mesi. Allora, appunto, con lo spread a 280-300. Lo spread non lo usiamo quando ci fa comodo, però, Ha aumentato i tassi di interesse, gli imprenditori non potranno più nemmeno accedere al prestito. Ma dai, ma non diciamo stupidaggini. Fino a quando c'era Draghi contavamo, e allora perché non abbiamo il tetto del gas lo ha presentato Draghi in Parlamento ed è andato in discussione ed è stato bloccato dalla Polonia e dall'Ungheria, però il tetto del gas è stato presentato dal governo Draghi. Il tetto del gas è stato presentato, Draghi è tornato indietro perché gli hanno fatto una pernacchia in Europa. Assolutamente no, è stato in discussione ed è andato in discussione, presentato primo firmataria l'Italia ed è stato bloccato per il veto dei 2 paesi. Siamo in questa confusione mentale per un paese che non è neanche Europa. Ve lo ricordate? Sempre che Europa, d'accordo, però noi perché siamo stati in guerra? Perché e questo è il punto, nessuno lo sta dicendo. Ve lo ricordate che siamo in guerra? Putin ritiene che l'Italia sia entrata in guerra. Noi diciamo di no, e lui dice di sì. E dopodiché ne subiremo le conseguenze. Devo chiudere qui. C'è la mannaia della programmazione. Allora, ringrazio Raffaella Regoli, Italexit, Deborah Varaschin, Forza Italia, Massimiliano Zane di Più Europa e Antonietta Gatti di Vita. Vi ricordo soltanto gli ospiti di questa sera di Ring dalle 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino, Flavio Baldamo, Movimento 5 Stelle, Cristina Guarda di Verdi Sinistra, Alberto Baban, Azione Italia Viva, il terzo polo, Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, presidente di Coraggio Italia, Luigino Rancandi, Alternativa per l'Italia e Ivano Cordioli di Italia Sovrana e Popolare. Vi ricordo, dopo la pubblicità e il meteo ci sarà lo spazio dell'ULSS 2, parleremo di ruolo e attuali sfide delle unità operative di anestesia e rianimazione con il dottor Paolo Zanatta, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Grazie per essere stati con noi, a fra pochissimo con l'ULSS 2. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Settembre prosegue all'insegna dell'estate. Questa seconda settimana del mese resterà infatti segnata da un clima eccezionalmente caldo per il periodo, complice una decisa rimonta dell'alta pressione africana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 13 evidenzia una situazione buona. Avremo tanto sole ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature, come detto, in rialzo, minime tra 12 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, cielo per lo più sereno su pianura e costa, più velato in montagna. Temperature minime sui 16-19 gradi, massime intorno ai 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato ma con nubi alte in transito, specie nella seconda parte della giornata, innocue però. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.